Siamo nel Duomo di Messina all'una in punta, alle 13 del 27 settembre. La luce che entra dalle finestre in alto a circa 20 metri d'altezza colpiscono la base dei pilastri che si trovano di fronte. In questo momento il sole entra in modo ortogonale perpendicolarmente alla facciata laterale del Duomo. Le colonne sono 12 colonne. Qui siamo nella navata di destra del Duomo. L'inclinazione non è più ortogonale e l'ombra è molto oltre la perpendicolare della facciata del Duomo. Si vede dall'inclinazione dell'ombra sulla base di questa colonna. In questo momento la facciata del Duomo è interamente illuminata dal sole. E questa è la parte destra della cattedrale che ospita il tesoro del Duomo.